Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Il 16 settembre è ripartito il mondo della scuola in presenza, fortunatamente, per tutta la regione. Qualcuno è partito qualche giorno prima, però di fatto sono passate 2 settimane da quando tutta la macchina si è rimessa in moto. Noi a 2 settimane appunto dal suono della prima campanella vogliamo fare un po' il punto per capire nel mondo della scuola cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, cosa c'è ancora di migliorabile, perché naturalmente sappiamo che lì tra Green Pass, tra organici che mancano, insomma i problemi sicuramente sono all'ordine del giorno. Ne parliamo in compagnia di Mario Bellomo, che è il responsabile della FLC, della CGIL di Pordenone, quindi la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, e quindi parliamo di scuole, fa parte anche del coordinamento regionale. Allora intanto Bellomo, buonasera, grazie per essere con noi qui, proprio nel suo ufficio della CGIL. Insomma, come sta andando? Come sono state queste prime 2 settimane di avvio della nostra scuola? Allora, intanto buonasera a tutti. Diciamo che malgrado le dichiarazioni del Ministro e le affermazioni che dal 1° settembre tutto sarebbe stato a posto, purtroppo anche quest'anno le cose non sono andate per il verso giusto. Ci sono molte scuole ancora che stanno facendo l'orario ridotto perché mancano gli insegnanti e manca anche il personale ATA, altra problematica piuttosto notevole, perché quelli che ci sono stanno facendo fatica a controllare, a pulire, sorvegliare e quant'altro. Quindi la questione degli organici è ancora in alto mare. A questo aggiungiamo anche che la scelta di fare le nomine dei precari attraverso l'internet, quindi online, la piattaforma, non ha avuto un grande risultato, nel senso che ci sono stati parecchi errori che probabilmente facendoli in presenza si sarebbero potuti evitare. Questi errori hanno provocato anche situazioni strane, per cui chi è prima in graduatoria magari è a casa e non ha avuto il posto di lavoro, e chi è dietro ha avuto un posto di lavoro, proprio per questo algoritmo della scelta dei posti sulla piattaforma per quanto riguarda le GPS ha provocato queste problematiche che sono ancora in atto, perché l'algoritmo viene fatto girare ancora per recuperare altri posti a disposizione che sono subentrati nel frattempo. Ecco, quanti sono i buchi al momento? Parliamo di insegnanti. Ma ce ne sono tanti, adesso quantificare è difficile, però insomma in tutte le scuole mancano insegnanti. La situazione è particolarmente difficile ad esempio nella scuola primaria, dove le graduatorie sono esaurite, quindi non è che non vengano nominate, ma proprio non ci sono le persone, quindi i dirigenti stanno già ricorrendo alle MAD. E questo è un problema grave, perché la MAD spesso presentano la MAD persone che non hanno il titolo per insegnare alla scuola primaria. I dirigenti sono costretti ovviamente a fare una scelta in base alle dichiarazioni e ai titoli che hanno queste persone che si mettono a disposizione, e succede purtroppo che spesso in classe di bambini della scuola primaria capitino persone che proprio con la scuola primaria non hanno nulla a che fare, e questo è un problema sia dal punto di vista, diciamo, proprio didattico, che dal punto di vista che facendo così la considerazione di quello che dovrebbe essere un settore importante come la scuola primaria va a cadere, e molto in basso, perché prendere anche uno che ha un titolo per esempio solo di ragioniere per affidargli una classe non è proprio il massimo, insomma. Come è possibile cercare di colmare queste lacune? È migliorabile questo algoritmo? Si può pensare a un altro tipo di chiamata? L'algoritmo va assolutamente migliorato per l'anno prossimo, perché così ha creato parecchi danni. Per quanto riguarda la problematica della mancanza di insegnanti, noi abbiamo detto da subito e da un po' di tempo che bisognava fare un progetto per i precari più incisivo rispetto a quello che è stato fatto, perché sì, sono stati assunti dei precari, sì, c'è stato circa il 50% coperto da questi precari, però c'è un 50% di posti che non lo sono, e ci sono gli insegnanti. Ovviamente non sto parlando della primaria, perché come ho detto prima non è così per la primaria, ma per le altre classi di concorso la possibilità ci sarebbe stata, quindi facendo un percorso di formazione in itinere durante l'anno di lavoro con esame finale avrebbe potuto risolvere questo problema. Purtroppo non si è voluto fare questa operazione, se non parzialmente sul sostegno, ad esempio, e quindi questo crea molti problemi. Per la primaria bisognerebbe investire sull'università,
Perché il personale che deve insegnare alla scuola primaria deve essere laureato. Se tu non incentivi la laurea specifica per questo, è chiaro che non troverai più insegnanti che possono fare questo. Ci sono persone che prendono dal cassetto un diploma di magistrale di prima del 2001-2002, che è valido e quindi si può utilizzare per insegnare, che però in questi anni hanno fatto tutt'altro, e quindi riciclarsi come insegnante di scuola primaria, insomma, è un problema. Eh sì, anche questo insomma aveva creato parecchi malumori, graduatorie diverse, concorsi aperti, chiusi, ci hanno riempito la testa di assunzioni che dovevano essere fatte nel mondo della scuola. Di tutto questo cosa si è visto? No, qualcosa si è visto, voglio dire, anche l'idea di far partire tutto il 1° settembre, l'idea è buona, il problema è che gli uffici hanno avuto un sovraccarico, parlo degli uffici territoriali che sono anche sotto organico e quindi hanno difficoltà a preparare tutto quanto in tempo per fare quello che abbiamo fatto quest'estate, perché l'abbiamo fatto in agosto. Quindi noi avevamo le code qui di persone che venivano a farsi aiutare per fare le varie graduatorie. E certo che l'idea, ripeto, è buona, ma bisogna lavorarci prima, quindi adesso abbiamo un anno di tempo e mi auguro che il ministro o il ministero insomma, predisponga le cose per arrivare in maniera diversa al prossimo anno scolastico. Per quest'anno purtroppo tocca dire che siamo alle solite. Ecco, anche sul fronte delle materie scientifiche, che sono sempre un po' il tallone d'Achille, anche lì ci sono stati dei concorsi che insomma sono stati fatti, però insomma sembra che i professori non siano abbastanza preparati, insomma com'è andata? Sì, non sono andati benissimo i concorsi effettivamente e bisognerebbe capire come mai questo tipo di risultato, perché molti non hanno superato il concorso e bisogna anche dire che a seconda un po' dalle zone d'Italia il risultato non è stato proprio lo stesso. Diciamo che nella nostra regione spesso e volentieri le commissioni d'esame sono particolarmente, come dire, hanno le maniche corte, diciamo la manica ristretta e quindi poi ci sono questi risultati e alla fine il risultato è che molti posti restano scoperti. I posti restano scoperti, molti insegnanti vanno a lavorare, insomma, non diciamo malvolentieri, ma insomma con qualche titubanza perché il posto è sempre precario, perché un anno sei qua, un anno sei là, forse insegni per un giorno, poi devi aspettare. Questo ricade naturalmente sulla qualità anche dell'istruzione che dovrebbe essere la base della nostra società. Certo, e anche sulla continuità didattica, perché ovviamente questi precari, pur non avendo superato l'esame, quindi il concorso, sono comunque in cattedra, ma quest'anno sono qui, l'anno prossimo saranno dall'altra parte, quindi gli alunni, le classi avranno sempre un turnover di insegnanti e di insegnamento, perché poi ogni insegnante ha la sua metodologia e questo non è certo positivo dal punto di vista della didattica. Insomma. Un problema sicuramente anche per gli studenti, soprattutto i più piccoli, che hanno bisogno appunto di quella continuità che diceva, e anche per le famiglie che alle volte sono preoccupate da questo continuo turnover che riguarda i loro figli. E hanno ragione, anche perché ad esempio si è spesso parlato che si sarebbe intervenuto anche sul numero di alunni per classe e questo è avvenuto molto poco, diciamo. Abbiamo segnalazioni di classi con alunni che vanno oltre i 25 e ce n'è più di qualcuno e questo malgrado le promesse, malgrado che si continui a dire che le classi pollai devono sparire, purtroppo il fenomeno c'è ancora e non se ne vede la soluzione, perché si parla tanto di questo, ma poi agli effetti pratici ogni anno viene fuori la circolare per la formazione delle classi ed è sempre quella degli anni precedenti, quindi è difficile incidere su questo se non cambi le modalità di formare le classi. Ecco, sicuramente questo era un problema già precedente, il Covid avrebbe dovuto in qualche modo aiutare perché anche le regole imporrebbero classi sicuramente meno numerose, però qui bisogna fare un ragionamento sulle strutture scolastiche che sono spesso datate, che sono spesso quelle con cui i dirigenti scolastici devono fare i conti e quindi alle volte anche per la mancanza degli insegnanti la cosa più facile è quella di accorpare. Sì, no, certo c'è anche questo aspetto, l'aspetto proprio dell'edificio scolastico, anche se possiamo essere onesti e dire che nella nostra regione non è che siamo messi così male, insomma ci sono regioni che stanno molto peggio rispetto a noi. Certamente anche questo è un problema, è una questione che incide sullo sdoppiare o meno le classi. Molte volte le aule non ci sono o spesso le aule sono inadeguate per ospitare un numero così grande di studenti.
Infatti abbiamo visto anche che tanti dirigenti scolastici, soprattutto nei mesi passati, insomma, sono un po' sbizzarriti a fare lezioni un po' all'aperto, nei gazebo, insomma, hanno potuto fare quello che potevano, anche questo però fa parte di una scuola che insomma affronta sempre le emergenze così giorno per giorno quasi. Sì, diciamo che ai dirigenti scolastici è stato dato un bel compito, bello gravoso, diciamo così, per cui capiamo le loro difficoltà, sicuramente per loro non è facile, però nello stesso tempo bisogna anche dire insomma, che tra alcuni di loro sono anche rigidini, diciamo così, ecco, perché le norme si possono interpretare, ma bisogna anche avere in alcune situazioni un po' di buonsenso. Per fortuna sono pochi quelli che sono un po' più rigidi, diciamo, e soprattutto noi riconosciamo insomma, la difficoltà perché si sono trovati a gestire una situazione poco simpatica e anche tutta la questione del Green Pass non li ha certo aiutati. Eh sì, tra poco toccheremo anche nella seconda parte questo tema, intanto le chiedo invece sul fronte personale ATA come sta andando? Il personale ATA noi riceviamo tutti i giorni lamentele perché sono in difficoltà naturalmente perché al momento sono stati stanziati fondi per il personale cosiddetto Covid, no? Come lo scorso anno, minori ovviamente rispetto allo scorso anno, però non è ancora arrivata l'autorizzazione. Quindi in questo momento i dirigenti non riescono a nominare il personale ATA e questo personale è in grave sofferenza. Ecco, soprattutto con l'avvio della scuola, quando c'era l'esigenza anche di avere il personale di segreteria, sì, è stato parecchio complicato, sta migliorando la situazione o di fatto siamo lì? Ma insomma la situazione sta migliorando perché comunque diciamo i precari dei posti non Covid li stanno trovando e quindi questo si sta sistemando, però l'organico è sempre ridotto all'osso, non è stato aumentato, quindi stanno aspettando con ansia le nomine del personale cosiddetto Covid che per il momento dovrebbero avere un contratto al 30 dicembre, poi insomma tutti ci auguriamo che venga esteso con la finanziaria anche fino al termine dell'anno scolastico, qui almeno fino al 30 giugno. E quindi c'è questa grande attesa, ripeto, spesso ci chiamano tutti preoccupati e non ce la facciamo più perché insomma le pulizie, le sorveglianze, insomma è un lavoro pesante anche con gli alunni presenti, con la sorveglianza, con le mascherine e quant'altro, non è facile. Di che numeri parliamo? Ma parliamo almeno di 5-6 collaboratori scolastici, 1-2 amministrativi per ogni scuola, quindi moltiplicandolo, per esempio, se facciamo un esempio su Pordenone ci sono 40 istituti, quindi se facciamo questi numeri moltiplicato 40 abbiamo un'idea più o meno di quanti mancano. Insomma, numeri che sicuramente fanno riflettere. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi ritorniamo con la seconda parte di Screenshot. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, parliamo di scuola, siamo in compagnia di Mario Bellomo, responsabile della FLC CGIL di Pordenone, che fa parte anche del coordinamento regionale. Abbiamo toccato insomma un po' di luci, un po' di ombre di questo avvio delle prime 2 settimane di scuola. Naturalmente ha fatto molto discutere, non possiamo non parlarne del Green Pass. Gli insegnanti, soprattutto dal 1° di settembre, insegnanti e il personale del mondo della scuola è stato obbligato a presentare il certificato verde per entrare negli istituti scolastici. Questo ha creato un po' di malumori, qualcuno sta facendo il tampone e va avanti così, e sappiamo che c'è questa piattaforma che segnala i dirigenti scolastici con il rosso, con il verde, chi può accedere, chi no. Ci sono stati anche degli insegnanti che sono stati costretti, magari a lezione in corso, ad abbandonare la classe perché nel frattempo era arrivato il semaforo rosso. Insomma, come sta andando da questo punto di vista? Beh, allora, indubbiamente il Green Pass ha creato parecchi problemi, perché come ha sempre detto il nostro segretario nazionale Landini, il governo doveva avere più coraggio e quindi doveva fare una legge e farlo diventare obbligatorio questo vaccino, assumendosene la responsabilità senza che ogni persona che vada a vaccinarsi debba sottoscrivere un atto di responsabilità per il vaccino che fa. Quindi questo avrebbe risolto molti problemi. E c'è stato parecchio malumore per questa cosa, devo dire, molti che non volevano vaccinarsi, molti che non volevano fare neanche il tampone.
Ma poi quando è cominciata la scuola, insomma, abbiamo visto che piano piano, insomma, molti hanno poi deciso di fare il vaccino e la cosa è andata un po' a scemare, anche se ci sono indubbiamente persone che sono in aspettativa, che hanno chiesto aspettative e molto probabilmente per questo motivo, e altri che magari appunto fanno i tamponi, come si diceva, ma quello non è un problema, è previsto, il Green Pass viene dato lo stesso, il problema è il costo, il problema è che se tu devi andare a lavorare lunedì e devi fare il tampone la domenica, insomma ci sono una serie di problematiche anche legate al fatto che qualche volta non arriva il Green Pass anche a chi è vaccinato. Quindi abbiamo avuto situazioni, abbiamo dovuto, come dire, assistere docenti ma anche ATA che avevano fatto il vaccino, tutte e due addirittura le dosi, e che non gli veniva fuori sulla piattaforma o sul telefono il Green Pass, e questo è un problema. Ripeto, anche qui per fortuna molti dirigenti sono stati elastici perché hanno capito, insomma, la situazione, insomma, non si tratta di persone che non volevano fare qualcosa, l'avevano fatto, è un problema informatico che andava risolto. La piattaforma dovrebbe aver risolto in molte scuole il problema, perché basta un click per andare a verificare chi ha il Green Pass e chi no. Purtroppo ci sono segnalazioni di dirigenti che continuano a fare il controllo persona per persona, giorno per giorno, e questo francamente ci sembra eccessivo, anche perché sì, la piattaforma ha qualche problema, ma funziona fondamentalmente, quindi l'invito a chi non usa la piattaforma o chi continua a fare questo tipo di controllo è di evitare di farlo. C'è una piattaforma, utilizziamo, non è perfetta, questo lo sappiamo, però sarà migliorata, si spera. Ecco. Molti insegnanti di questo fronte hanno lamentato anche un problema di privacy, nel senso dicono vabbè il dirigente scolastico però a forza di guardare la piattaforma a un certo punto capisce anche chi è vaccinato e chi va avanti con il tampone. Non c'è alternativa, mi rendo conto, però insomma dal loro punto di vista si solleva un problema di privacy che inizialmente aveva anche creato dal punto di vista delle vaccinazioni, se lo ricorda naturalmente molto bene anche lei, questo problema sul mondo della scuola. Ma allora, lì effettivamente quando vai a vedere la piattaforma non vedi se uno è vaccinato o no, si vede solo se è verde o meno, quindi la privacy dovrebbe essere salva. Tra l'altro anche il garante della privacy ha assicurato appunto che il problema non c'è, è chiaro che i dubbi ci sono, voglio dire, tutti abbiamo dei dubbi, ma insomma se pensiamo soltanto all'utilizzo che tutti noi facciamo dei cellulari, lì mi chiedo dov'è la privacy, no? Penso che, non lo so, io qualche volta mi capita di fare una ricerca per un prodotto che mi serve comprare, dopo improvvisamente da quel giorno in poi che ho fatto la ricerca mi arrivano una serie di pubblicità di quel prodotto. La domanda è, lì dove sta la privacy? Molti hanno anche protestato scendendo in piazza proprio il primo giorno di scuola, insomma diciamo quelli un po' più intransigenti, come diceva lei però a un certo punto o ci si convince oppure l'alternativa è insomma dover rimanere a casa. Qualcuno anche nel mondo della scuola ha fatto questo atto o di andare in aspettativa o addirittura di dimettersi, abbiamo visto dei casi anche questo nella Università di Udine ad esempio, pur di non vaccinarsi. Però insomma sono scelte anche personali, immagino. Sì, assolutamente sì, ma ripeto, la questione per quanto riguarda la CGIL, qui parlo proprio di CGIL, è stata da subito chiara, quindi obbligo vaccinale ma anche il rispetto del lavoratore che non può essere penalizzato perché non decide di non vaccinarsi. Finché il governo non fa l'obbligo io posso vaccinarmi o meno, e se non mi vaccino devo essere tutelato sul posto di lavoro, come con tutte le tutele che offre un contratto nazionale di lavoro, senza bypassarlo mai. Abbiamo visto anche tutti i ricorsi per il mondo degli insegnanti e il mondo della sanità che sono stati i primi ad avere l'obbligo di presentare il Green Pass. Dal 15 ottobre non si porrà più questo problema, nel senso che è esteso a tutti i lavoratori l'obbligatorietà di presentare il Green Pass per accedere all'azienda. Ecco, come accogliete questa novità, insomma, è una questione di equità. Sì, possiamo metterla così, ma io ripeto, la cosa giusta sarebbe stato fare l'obbligo per legge, come avrebbe potuto fare il Parlamento, e questo avrebbe risolto ogni problema, perché il punto, una delle cose che dicono quelli che non intendono vaccinarsi è quello appunto che è una specie di forzatura il Green Pass, perché è una specie di obbligo a vaccinarmi. Bene, se io mi devo vaccinare ma devo sottoscrivere, come ho detto prima, un atto in cui mi prendo la responsabilità del vaccino che faccio, francamente è un problema.
se tu lo fai per leggi, tu Stato ti assumi questa responsabilità e le eventuali conseguenze. Tutto qua. Con l'aumento della vaccinazione abbiamo visto che i casi stanno diminuendo di Covid fortunatamente, e questo si ripercuote anche in maniera positiva nel mondo della scuola, anche se ci sono, le abbiamo viste poche fortunatamente, ma alcune quarantene, alcuni casi di positività. Ecco, qual è il protocollo, che cosa succede appunto con una positività in classe? Beh, allora, intanto confermo che ci sono pochi casi, per fortuna sembra che le cose vadano abbastanza bene, speriamo che la cosa continui, perché questo vorrebbe dire che piano piano superiamo il problema del Covid. E se il docente risulta positivo e in quarantena, c'è tuttora in atto la questione DAD, quindi il docente da casa può insegnare, se non è positivo solo in quarantena, naturalmente se è positivo è malato, quindi è malattia, quindi non deve lavorare, non deve insegnare, ma se è solo in quarantena può fare attraverso la DAD, insegnare e con un collega che in classe intanto sorveglia. Questo ovviamente è un problema, appunto, sempre se torniamo al discorso degli organici di prima, ecco, mancano le persone, quindi anche questo comunque è un problema, perché devi trovare un collega che è in classe mentre tu sei da casa che fai lezione. Finché sono poche, sono gestibili, se dovessero, speriamo di no, diventare di più, ritorniamo al discorso di prima, mancano le forze fisiche. Certo, e questo è, ripeto, un problema. Il problema dell'organico è notevole. Devo anche dire che l'organico è stato confermato rispetto all'anno scorso, per quanto riguarda il Ministero, anche l'Ufficio Scolastico Regionale, l'organico l'ha confermato, non è stato ridotto, però non basta, questo è il punto, non basta, non bastava l'anno scorso, non basta quest'anno. Ci avviamo alla conclusione della puntata, abbiamo parlato dei precari prima, sul fronte degli stipendi, come siamo messi? Di solito insomma, spesso si sente dire che arrivano soldi che arrivano in ritardo, insomma, come sta andando? Allora, dovremmo essere quasi a posto, mancano forse i primi 10 giorni di giugno per chi aveva un contratto, diciamo, Covid, definiamolo Covid, e quindi quello dovrebbe essere in fase di risoluzione. Per quanto riguarda invece lo stipendio degli insegnanti o dei lavoratori della scuola in generale, siamo in fase di rinnovo contrattuale e ci auguriamo che finalmente ci sia un contratto che riconosca il giusto non sarà possibile da subito, però insomma che riconosca il lavoro che viene fatto nella scuola. Infatti si sa che i nostri insegnanti sono tra i meno pagati in Europa, e insomma ci sono dei tempi, insomma ne state discutendo? Sì, proprio oggi ho fatto un incontro anche a livello nazionale, si parla appunto del rinnovo contrattuale, il tavolo è aperto, adesso faremo anche delle assemblee per informare il personale su a che punto è la situazione e certamente al di là degli organici, classi sovraffollate, edifici, quant'altro, il tema dell'aumento salariale è al centro della questione. Sì, insomma, in questo caso penso che in molti siano in attesa, proprio perché insomma, la nostra società si basa anche sull'istruzione, però come dicevo prima è importante che ci siano gli insegnanti che vanno a scuola e vanno gratificati non solo da quello che è insomma, il feedback che hanno dai propri studenti, che su questo non si discute, ma anche proprio dal riconoscimento del loro lavoro. Sì, quello sarebbe importante, sarebbe un segnale. È chiaro che non possiamo raggiungere in un colpo solo la media dello stipendio europeo degli insegnanti o dei lavoratori in generale della scuola. Certamente un po' alla volta bisogna avvicinarsi, siamo un po' stanchi di tutti questi ministri che dicono che la scuola è importante, che i docenti italiani sono pagati poco, poi dichiarazioni giuste, però le conseguenze poi non si vedono, tu fai la dichiarazione ma devi anche agire in modo che la cosa poi cambi, perché se siamo le solite io posso dire anche per mezz'ora siamo pagati poco, ma non mi dai un aumento salariale, io continuerò a essere pagato poco. Sì, questo è il tema, insomma in bocca al lupo a tutti gli insegnanti e agli studenti, al mondo della scuola per quest'anno, che sia insomma in presenza e che possa non avere altri problemi. Grazie a Mario Bellomo, responsabile della FLC CGIL di Pordenone e del coordinamento regionale, per essere stato con noi. Questa puntata di Screenshot termina qui, buona serata e restate in compagnia dei programmi di Telefriuli.